Rieccoci qua, siamo sempre con il dottor Petrucci. Vediamo anche l'altra slide che parla delle aziende, perché dicevamo che ci deve essere un certo realismo, insomma. Sì. Allora, cercare personale in modo efficace, e qui l'ha detto è importantissimo, pubblicare l'annuncio, rendere appetibili le posizioni, spiegare bene le esigenze. E qui andiamo, spiega tutto quanto bene, la posizione, eccetera, e uno si rende conto, ma io in realtà non ho tutte queste competenze che mi si chiedono. Il mio titolo di studio è un po' diverso. E allora? Intanto l'azienda deve fare chiarezza sulle proprie esigenze, cioè capire se ha bisogno di un junior o di un senior, di una persona esperta, di una persona... perché tutte le aziende hanno fretta, no? Oggigiorno in un modo che il mondo... Sì, esatto, però risulta limitativo perché dici, esatto, posizione junior, no, ho 40 anni, saluti e baci, non ci vado neanche. Invece magari poteva essere che anche un quarantenne, un cinquantenne con esperienza può rivestire quel ruolo. Certo. Esatto, quindi è limitativo questo. Se le aziende hanno fretta, perché all'ultimo momento si decidono di cercare una persona che gli faccia questo e quello, e vogliono una persona che, tac, la mette a lavorare e produce. È impossibile. È molto difficile, molto molto difficile. Allora, quando io scrivo fornire formazione, vuol dire, caro il mio futuro caro il mio lavoratore, bene, io so che tu non sai fare questa tal cosa che invece nella mia azienda è importante, ma te la insegno. Come? Con un corso o ti affianco a qualcuno che te la insegna? È ovvio che per l'azienda è un investimento di tempi e di risorse e di stipendio di quella persona che gli paghi mentre questa persona si sta formando e non è ancora pienamente operativa. Poi a seconda del tipo di mansioni, del tipo di competenze, ci potrà impiegare una settimana, un mese, un anno ad entrare operativo al 100%. Chiaramente ci sono competenze molto più complesse e competenze meno complesse. Bisogna vedere appunto, d'altro canto il lavoratore deve mostrarsi flessibile a dire ok, non so questa cosa, però non mi dispiace, se me la insegnate farò di tutto per impararla. Quindi comunicazione di nuovo, quindi torna un altro aspetto importante. Poi lei dice bisogna anche saper gestire bene il clima aziendale di cui parlavamo prima. I conflitti interni, a volte vedo aziende in cui ci sono dei conflitti interni inutili. Faccio un esempio, 2 commesse litigano per una questione legata a dei prodotti, a un cliente, comunque una questione aziendale. Non si sono rubati il moroso, intendo, dico, sono 2 persone che litigano, discutono e litigano per motivi aziendali. La responsabile del negozio gli dice, guarda, vanno a riferire alla titolare responsabile del negozio, la titolare responsabile del negozio gli dice che non sono affari miei, andate fuori a sistemare questa cosa, questa questione, che sono affari vostri. A quel punto. Non vorrei dire, ma in questo caso la responsabile del negozio avrebbe dovuto gestire la situazione, non fare da giudice, tu hai ragione, tu hai torto, tu premiato, tu punito, però avrebbe dovuto calmare gli animi e pacificare la situazione e chiarire la questione, così le 2 persone si sarebbero quantomeno lasciate in modo tranquillo. Invece poi si creano delle faide che non vengono risolte, durano magari per anni, perché da quella volta lì che tu mi hai fatto, tu hai detto bla bla bla, non ha senso questa cosa. Certo, però a questo punto si richiede una maturità, una capacità di analisi, di valutazione, anche critica, che non tutti hanno. E molte persone, anzi, fanno proprio quel lavoro, lavorano in negozio, perché altrimenti avrebbero fatto psicologia e sarebbero stati diventati psicologi del lavoro. È questo un discorso anche. E l'imprenditore, abituato magari l'imprenditore anziano, abituato a lavorare in un certo modo, molto pragmatico, fino a ieri, si trova a queste problematiche psicologiche che non sa neanche come andare a prendere. E allora come si può fare? Vuol dire che per rivestire certi ruoli forse ci vogliono anche altre figure? Assolutamente. Quindi, e qua torniamo al discorso di prima, deve cambiare anche il mondo del lavoro? Sì, decisamente. Bisognerebbe passare, questo non lo dico io, non l'ho inventato io, No, ma infatti lo so, per quello glielo chiedo. Deve passare dall'idea di capo all'idea di leader. Cioè un capo ufficio, cioè quello che abbaia gli ordini e che tiene in fila i cani da slitta, non ha più senso, con la frusta, no? Pensate ai cani da slitta al Polo Nord con la frusta. Ecco, quel capo lì, secondo me, oggi in Italia non ha più senso. Ha più senso un leader, cioè una persona che, leader vuol dire da leader, anche condurre, insomma. Carismatico, ecco, chi ha il carisma, ben venga, sono contento per lui, ma chi non ce l'ha come fa? Chi non ce l'ha può seguire una serie di indicazioni, una serie di metodologie, in cui è lui che dà l'esempio, è lui che aiuta le persone a crescere nella propria azienda, nell'azienda che sia la propria perché è il titolare, o che sia quel ramo di azienda che gli è stato affidato. Vedere
il gruppo non più come un gruppo di cani da slitta che se non tirano li fai fuori, Certo. ok? Ma che sono un gruppo di persone che collaborano per un bene comune, per un obiettivo comune. Dove non arrivi tu, arrivo io. Dove tu sei più bravo a fare una cosa, me la insegni. O non la insegni a me perché io faccio un'altra cosa, la insegni a lui. E le competenze si scambiano e si mettono in circolo. Questo nel mondo dei puffi, nel mondo ideale, no? Esatto, Poi nella infatti. realtà sì, anche questo andrebbe gestito insieme a gestire banalmente i conflitti di tutti i giorni, le piccole diatribe e incomprensioni che andrebbero, ribadisco, gestite dal capo o dal leader di turno per evitare che si creino delle fratture, delle dicotomie all'interno dell'azienda, tipo il reparto magazzino, il reparto produzione. Che non E il comunica. reparto impiegatizio, O insomma, commerciale, l'amministrazione, che non comunica. e se ne dicono e se ne fanno di tutti i colori, come se fossero le scuole medie a farsi dispetti da una classe all'altra. Le abbiamo viste queste cose. Che l'affronta costantemente praticamente, che sono quelli che rallentano poi a volte la produttività dell'azienda. tra Assolutamente, certo. l'altro. Ecco, discorso di... E che traumatizzano i nuovi lavoratori che arrivano, bravo. no? Penso a un nuovo lavoratore che sia giovane o meno giovane e vede questo clima lavorativo e dico no, aspetta che io qua, arrivederci, è stato un piacere e se ne va. Infatti, esatto, senza neanche dire arrivederci, cioè se ne va e basta, questa Anche. è l'altra cosa. Esatto. L'altra cosa che mi ha incuriosito, e comunque siamo sempre su questi temi, è il rapporto lavoratori-candidati, cioè quando una persona si pone alla ricerca del lavoro, poi si pone sul mercato, magari non è neanche disoccupato, ha già una posizione lavorativa, e dice rendersi appetibili per le aziende Sì. e poi non aver paura dello sfruttamento. Cosa vuol dire? Ah, ecco, lo sfruttamento, lo sfatiamo questo Allora, mito. imparare a cercare lavoro, e l'abbiamo detto, cercare tutte le cose possibili. Esatto. Non temere i cambiamenti. Saper fare anche un buon curriculum non è male, anzi è molto importante. Non avere paura dello sfruttamento, questa è una cosa che, giusto per parlare di stereotipi, ho sentito da molti giovani. Ecco, sfruttamento, non parliamo di sfruttamento come l'immagine, si vede in trasparenza con la trave, con sopra tutti i lavoratori, la famosa foto di New York. Lo sfruttamento deve essere uno sfruttamento positivo, cioè se un imprenditore ha bisogno della mia manodopera, e mi paga, non so, 1.000 euro per avere questa manodopera, vuol dire che lui su quei 1.000 euro deve fatturarne 2.000, perché sennò l'azienda non sta in piedi. Certo. Tasse, contributi, rischi aziendali, rischi imprenditoriali, tutto quanto, vuol dire che Però il lavoratore che si offre dice sì, problemi tuoi, che hai fatto l'imprenditore, ma il mio problema è che io con 1.000 euro non vivo. ecco, lì bisogna capirsi, E quindi io non vado a mettermi seduto su quell'asta sospesa per 1.000 euro. Assolutamente no, quello neanche per 10.000 lavorerei No, su per quella, carità, però... su quella trave appesa No, nel però nulla. ci sono altre situazioni, quindi dice, capisco che il sistema del lavoro in Italia è un sistema un po' alterato da una ipertassazione a monte, un cuneo fiscale, tutte queste belle cose qua, ma il lavoratore dice io non campo. Bene, allora, Adesso ha il coraggio di dirlo, perché ai più giovani te lo dicono. Qualche anno fa l'allora ministra Fornero in un'uscita disse i giovani non devono essere chiusi, traduzione schizzinosi, e gliene dissero di tutti i colori. Secondo me quella frase fu mal interpretata, io l'ho interpretata in questo modo: non devono aspettare che il lavoro ideale dei loro sogni, cioè non devono aspettare il lavoro ideale dei loro sogni, punto. Prendi il primo lavoro che trovi. Ma non vuol dire accontentati di quello, fallo per tutta la vita, vuol dire comincia da lì. Roma non è stata costruita in un giorno. Prendi un lavoro da 1.000, poi cominci a negoziare, poi cominci a cercare un lavoro da 1.100. E quando ti presenti ad un colloquio di lavoro e ti dicono ma noi la prenderemo per 1.000, io ce li ho già 1.000, per 1.000 io resto dove sono. Parliamo di 1.100. Quindi... E si cresce. Se un lavoratore, e questo purtroppo succede spesso, in azienda non riesce ad ottenere la soddisfazione, parliamo di soddisfazione economica, sì, ma sì, non sì. solo. Io sto banalizzando perché lavorare sulle cifre è facile, ma questo vale anche per il tipo di mansioni, il tipo di ruolo, vale per tante cose. Se io non riesco ad avere in azienda quello che mi piace, quello che desidero, gli orari, tante aziende hanno degli orari che non si confanno con quelli del lavoratore per qualche motivo. Se io non riesco ad avere questi orari, provo a chiederli, non me li danno, io comincio a guardarmi intorno. C'è nella slide sui lavoratori, guardarsi intorno, cioè
Se non sono del tutto soddisfatto dove sto io, dove lavoro. Era l'ultimo punto, quello Esatto. guardarsi. Così anticipiamo. Sì. Cerco di chiedere all'azienda se c'è la possibilità e comunque mi guardo intorno, perché magari in modo chiaramente più come dire, più diluito nel tempo, di una persona che è disoccupata, che tutti i giorni cerca lavoro, certo. magari nel tempo libero riesco a fare qualche colloquio, guardarmi intorno, guardare qualche annuncio. Ci sono tanti siti che propongono le mailing list, per cui dico io quando esce un'offerta di questo genere mi viene inviata per email. Rimango sintonizzato sul mercato del lavoro e vedo se c'è qualcosa di meglio. Ok. Questo è un approccio commerciale al mondo del lavoro, perché ricordiamo che mondo del lavoro sta per mercato del lavoro. Noi lavoratori vendiamo la nostra manodopera, il nostro impegno, il nostro tempo al datore di lavoro. Il datore di lavoro usa queste risorse per creare qualcos'altro, un prodotto, un servizio che rivende a terzi, Certo. sfruttandoci in modo positivo. Esatto, cosa vuol dire sfruttamento? Non aver paura dello sfruttamento? Cioè di... Io sono un consulente. Un'azienda mi chiama e mi dice: Giovanni, tienimi un corso per 1.000 euro. Io faccio un corso per 1.000 euro, ma quando faccio il corso da 1.000 euro, io so che quel corso da 1.000 euro al datore di lavoro deve fruttarne 2.000, perché se no la barca non galleggia. Se il prodotto che io vendo al mio datore di lavoro non gli rientra in qualche modo, risparmio, maggiore produttività, eccetera, eccetera, non ha senso farlo. L'azienda è una struttura che deve generare profitto per il datore di lavoro e a cascata per tutti i dipendenti, se no è un onlus o Certo, assolutamente. Insomma, se un'azienda non totalizza abbastanza, chiude e lì stiamo tutti a casa, datore di lavoro, dipendenti, consulenti. Quindi è meglio che l'azienda lavori bene, fatturi bene e poi questi proventi vengano a cascata appunto divisi anche con... Certo, con tutti gli altri collaboratori. Per chiudere questo capitolo, perché poi c'è un altro argomento che è interessante, proprio perché è uscito anche da recenti analisi, parla dello stress lavorativo, Sì. che è una cosa anche molto tosta, importante purtroppo, ma a fronte di tutte queste analisi, questo problema è solo italiano oppure è generalizzato? Cioè è un po' in tutto in Europa, nel mondo, che c'è questa carenza di figure professionali, che non c'è questo incontro domanda-offerta, che c'è questa un po' insoddisfazione, ed è cambiato qualcosa da quando c'è stata una consapevolezza per il Covid che la vita è anche altro, e quindi ci sono delle persone che poi lavorano per vivere, non vivere per lavorare, o cosa è successo secondo lei? Cioè è solo nostra o è più estesa? Sicuramente questa dinamica è estesa in tutti i paesi più evoluti dal punto di vista tecnico e industriale. L'enorme ricerca di professioni STEM, no? Che sono le professioni scientifiche, tecniche, matematiche, ingegneristiche, sono richiestissime, sia laureati che non laureati con diplomi tecnici, eccetera. Però le nostre scuole e le nostre università ne sfornano meno di quante ce ne sarebbe bisogno. E questa è una dinamica globale, nel senso che ovviamente le aziende tecnologiche, cioè tutti noi siamo pieni di gadget tecnologici, microfoni, telefonini, l'automobile una volta era un mezzo meccanico con degli ingranaggi, adesso sì gli ingranaggi ci sono, ma metà della macchina è informatica, però elettronica, quindi servono sempre di più. Però se a lei, quando aveva 19 anni, che si è iscritta all'università, avessero detto: guarda, il mercato cerca figure STEM, cioè appunto competenze scientifiche, so che sogni di diventare un bravo psicologo, materie umanistiche, ma quello non troverai, ipotizziamo, non troverai mai lavoro, se non precariamente, se no, e comunque non gratificante, lascia perdere, iscriviti in ingegneria. Lei lo avrebbe fatto? Ingegneria era una delle mie, in effetti una delle mie, mi è sempre piaciuta l'informatica in particolare, ho sempre avuto il pallino dell'informatica e sono anche riuscito a coniugarlo. Posso correggerti, la psicologia è una scienza ed è una scienza umana, quindi ha tutte le variabili. Però scienza umana, però. Tant'è vero che il nostro primo esame all'università fu un esame difficilissimo di statistica. Però in effetti
Entra nelle materie più umanistiche, perché poi insomma. ecco, sì, viene considerata, anche se di fatto è una scienza e noi psicologi dobbiamo rapportarci tutti i giorni, a seconda del settore in cui lavoriamo, con medici, con ingegneri, con addetti alle risorse umane e così via. Quindi dobbiamo anche sapere gestire, portare dei dati, sapere maneggiarli, sapere appunto la statistica e così via. Sicuramente l'informatica è sempre di più sarà una disciplina richiesta e importante. Il bello dell'informatica è che se tu sai creare un programma, se sai programmare in un certo modo, io ti giro il codice, prova, no? Tu vieni a colloquio da me e mi dici, io sono bravo a fare, bene, giro il computer, prova a fare questa cosa. Ci riesce, non ci riesce, eccetera, eccetera. Ma uno psicologo? Come fai a dirgli, ma tu sei un bravo psicologo? Sì, allora dimostramelo, fammi qualcosa al computer, non lo so. È molto più difficile perché parliamo di soft skills. Esatto, per le E la competenze. differenza fra soft skills e hard skills diventa sempre maggiore, diventa una dicotomia sempre maggiore, in cui ci sono competenze tecniche dimostrabili facilmente con un quiz, con un test, con una prova pratica, e soft skills che sono una nuvola di competenze appunto soft, sono sottili, quindi passano dentro le maglie della valutazione. Io posso avere studiato a memoria un manuale di comunicazione, ti riempio perfettamente tutte le crocette sulle domande sulla comunicazione. Poi arrivo e comunico malissimo. Certo. È come studiare un libro sul nuoto. E Chi quindi, è che ha mai studiato un libro sul nuoto per imparare a nuotare? chiaro. Ci sono dei libri sul nuoto, magari per perfezionare, ma non credo che nessuno per imparare a nuotare abbia prima letto il manuale prima di buttarsi in piscina. E quindi, a questo punto, E quindi nel mondo fare dei quello puffi, però fare quello che piace, per cui ci si sente portati, oppure fare quello che al momento in cui bisogna fare le scelte il mercato richiede. Come consiglio per gli studenti o i Per i futuri giovani. studenti giovani che vogliono scegliere un percorso, sicuramente fare quello che piace, quello che appassiona, viene meglio e ci motiva di più, ci fa fare più strada, studiare, lavorare ci è meno faticoso, perché è una cosa che ci appassiona, quindi su questo non c'è piove. Poi chiaramente bisogna fare un esame di realtà per capire se quello che ci piace è fruibile nel mondo del lavoro o meno. È come andare a fare il maniscalco. Oggigiorno è sicuramente un lavoro bellissimo, però oggigiorno purtroppo è molto poco richiesto. Qualche tempo fa con un amico, sempre un collega, per curiosità abbiamo fatto una ricerca su un sito di annunci, abbiamo trovato un annuncio in tutta Italia, in Toscana, in cui cercavano in effetti un maniscalco e il maniscalco è quello che ferra i cavalli, Certo. e cercavano in Toscana una persona in un maneggio che sapesse anche fare il maniscalco, che gestire i cavalli anche. Uno su 20.000 annunci. Sì, certo, quindi bisogna essere un po' anche nel mercato, di nuovo collocarsi nel mercato. Bisogna appunto intersecare un po' quelle che sono le nostre passioni, i nostri gusti, i nostri interessi con quello che offre il mercato, con quello che chiede il mercato. C'è il tema, non abbiamo neanche tempo perché vedo che è volato letteralmente, perché era quello dello stress psicologico, correlato al mondo del lavoro. C'è questa indagine che dice che aumentano sempre più in Italia le persone che dichiarano di avere sofferenze psicologiche correlate all'ambito lavorativo. Secondo l'INAIL nel primo trimestre 2024 sono state oltre 22.000 le denunce di malattie professionali legate a disturbi psichici, con una crescita del 17,9%. Inquietante. È tanto, Sì. E questo vuol dire che non dichiaratamente, eccetera, però non si vive bene nell'ambito, nell'azienda, sostanzialmente. È tanto grave questa situazione, cioè va tenuta conto, va analizzata questa situazione. Assolutamente, se io non ho letto questa ricerca, Certo, non gliela conoscevo butteranno, questi non avevo neanche tempo di dati, parlarne, però ed questo potrebbe è essere. veramente, io so che c'è questo problema, come accennavo prima, c'è dei conflitti molto spesso inutili in azienda, che andrebbero gestiti a monte, andrebbero risolti a monte. Tante volte un po' di chiarezza, per esempio, sull'autorità, sul meccanismo dell'autorità. Chi è che comanda in azienda e chi è che comanda cosa? È capitato recentemente una persona che conosco, va via il capo, c'è un titolare che ha assunto una persona con 20 anni di esperienza da pochi mesi. È un ragazzino giovane sui 20 anni che però lì da un anno. Quindi tecnicamente in azienda è più anziano il ragazzino, però il professionista di 20 anni con 20 anni di lavoro alle spalle è chiaramente più competente. Il titolare deve andare a fare una commissione e quindi per un giorno è via dal lavoro. Chi comanda lì dentro? Quelle due persone hanno litigato.
perché il titolare non ha ben pensato di dire ok, qui comandi tu o qui comanda lui. Era una sciocchezza. Bastava dire tu dai retta a quello o tu dai retta a quell'altro. Però ha creato L'ha uno fatto, scompenso. non l'ha fatto. Questo è un piccolo esempio di come si creano conflitti dal nulla, totalmente inutili, che possono essere gestiti in modo molto più molto semplice. E quindi quando non si è in grado di gestire questa cosa bisogna rivolgersi a qualche professionista, insomma, che deve mettere il naso nell'azienda e cercare di trovare il filo e il bandolo della matassa, insomma. A certi livelli sì. A livelli più bassi basterebbe appunto capire che nell'azienda c'è un conflitto, ci sono dei conflitti, c'è un clima organizzativo che crea stress, capire perché non sono in grado di farlo, perché un datore di lavoro non è onnisciente, allora chiamo un professionista che mi aiuta a capire quale problema c'è, quali problemi ci sono e se ci sono delle soluzioni il più possibili semplici a questi problemi. Ed è scandaloso di quante volte basti poco. Ecco, questo è importante. Quante volte basta poco. È consolatorio, dai. Allora, dottore, grazie veramente di essere stato qui con noi.